nuovo insieme telespettatori di Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il mercoledì ed il giovedì parliamo di calcio dilettantistico siciliano. Ieri abbiamo parlato del campionato di Serie D e anche del campionato di eccellenza, mentre oggi parleremo del campionato di promozione, si sono giocati i play-off e i play-out, e anche del campionato di prima categoria. Però la prima parte sarà incentrata sull'intervista esclusiva rilasciata dal presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Sandro Morgana. Ospite il presidente della FIGC siciliana, Sandro Morgana. Buongiorno dottore Tortorice, è un piacere rivedervi. Sono passati 365 giorni dalla nostra ultima intervista. Per fortuna le cose sono andate sempre in crescendo, perché 365 giorni fa parlavamo anche sempre del problema Covid, che grazie al cielo quest'anno insomma è stato, non dico accantonato, ma è stato controllato alla grande dalla federazione e dai progetti della federazione. Adesso, a distanza di 365 giorni, qual è il bilancio di questa stagione che ormai volge al termine? Beh, intanto la ringrazio per la vicinanza che la sua emittente ha avuto anche nei confronti del nostro movimento, del calcio siciliano, per tutto quello che lei settimanalmente fa. Io penso che il bilancio è certamente positivo. Partiamo da un presupposto. Il presupposto è che il Covid c'è sempre, quindi non ci abbandona, ci continua a seguire da vicino e ormai fa parte della nostra vita, della dimensione futura, delle cose che dovremo affrontare, che dobbiamo affrontare con questa coscienza. Sappiamo che c'è questo nemico invisibile con il quale dobbiamo fare i conti. Al di là di tutto questo, diciamo, della presenza, noi abbiamo, quando ci siamo visti l'ultima volta, eravamo pieni di incertezze, nel senso che programmavamo una stagione i cui esiti naturalmente erano incerti. Devo dire che siamo partiti all'insegna della sicurezza, della tutela della salute delle persone. E abbiamo fatto delle scelte importanti, delle scelte a volte anche, come dire, anche difficili, di grande responsabilità, che hanno trovato anche fiere opposizioni, diciamo così. La scelta più importante l'abbiamo fatta e l'abbiamo presa il 10 agosto, quando il Consiglio del Comitato Regionale Sicilia ha deciso che tutte le attività del Comitato regionale si sarebbero svolte in presenza di Green Pass di base. Quindi tutti i nostri calciatori, se volevano partecipare all'attività calcistica, dovevano essere forniti di Green Pass. Ho spiegato al sistema le ragioni di questa scelta, di questa decisione difficile ma importante. Ma le società hanno accettato questa decisione importante? Hanno accettato, nella maggior parte dei casi hanno accettato quasi tutte, nel senso che hanno compreso che dovevamo tenere in equilibrio delle esigenze che potevano apparire l'una contrapposta all'altra, che però erano tutte, facevano parte tutte dello stesso obiettivo, quello di giocare a calcio. Una era quella di tutelare i nostri associati, i nostri tesserati, tutelarne le condizioni di sicurezza, le condizioni di salute. L'altra era quella di consentire alle nostre attività di partire e di ripartire. E siccome, come lei ben sa, nel primo punto del mio programma presentato l'8 gennaio del 2021 c'era appunto scritto ripartenza senza se e senza ma. Noi abbiamo una mission precisa, la nostra mission è fare giocare a calcio e fare in modo che le attività calcistiche si svolgano senza interferenze di alcuno, quindi dobbiamo operare garantendo la regolarità dei nostri campionati. Questo abbiamo cercato di fare, questo abbiamo fatto fin dal 10 agosto e devo dire che lo abbiamo fatto bene. Lo ha fatto il comitato regionale, la segreteria del comitato, i nostri uffici, le nostre delegazioni provinciali. C'è stato un sistema che ha funzionato. Io il mese di maggio del 2021
ho visitato tutte le delegazioni provinciali, dopodiché abbiamo iniziato nelle stesse delegazioni provinciali una serie di riunioni con tutte le società, incontrandole, parlando, cercando di comprendere le ragioni che ciascuno potesse avere, le difficoltà e cercando di andare incontro a queste difficoltà. Ma sulle regole siamo stati decisi, determinati. Quelle regole andavano poste in essere per portare a termine i nostri campionati e quindi abbiamo ripreso tutte le attività di Lega, le attività giovanili, le attività provinciali giovanili, quelle di calcio a 5. Abbiamo avuto un primo campionato di calcio femminile con 10 squadre, che ha avuto grandi risultati. Abbiamo messo in campo il progetto Ragazze con i tacchetti, che ci sta dando grandi risultati perché mette in sinergia le attività di un istituto scolastico e di una scuola calcio, cercando di avvicinare le ragazze al gioco del calcio. Il futuro è in rosa. Insomma, questa amalgama anche di progetti ha portato sì che i risultati arrivassero a distanza di 365 giorni, soddisfacendo poi anche e soprattutto tutte quelle esigenze delle società che hanno investito nel ritorno in campo. Secondo me questo non c'è dubbio, perché poi alla fine il campo è il campo. E quindi poi sì, ci sono gli episodi favorevoli, gli episodi sfavorevoli, l'arbitraggio che può avere fatto degli errori, in altri casi no. Il tutto alla fine va in equilibrio, il tutto alla fine si equilibra e quindi io credo che alla fine, nonostante a gennaio siamo stati molto attenti nel prendere una decisione difficile, cioè quella di bloccare i campionati per circa un mese, alcuni 3 settimane, altre 4 settimane. Ma ci può anche stare questa cosa? Certo, c'erano 2 motivi fondamentali. Il primo era che il 10 di gennaio è entrata la norma dello Stato che obbligava il Green Pass rafforzato per tutte le attività, quindi non era più il comitato regionale che prendeva questi, ma era il governo. Vi siete attenuti. E quindi noi abbiamo anticipato questa cosa e avendolo anticipato non abbiamo avuto grandi difficoltà che magari qualcun altro potrà avere avuto. La seconda, e quindi questa era la prima condizione, la seconda condizione era che già avevamo qualche recupero che si era, per casi di positività, che si era, diciamo così, si era andato assommando, quindi abbiamo fermato, non abbiamo fermato l'attività, l'abbiamo scivolata, abbiamo fatto i recuperi, ci siamo messi in linea e a fine gennaio siamo ripartiti. Abbiamo avuto un altro problema nel girone B del campionato di promozione e nel girone A di eccellenza, anche un ulteriore caso stoppando per fare prima i recuperi e quando siamo ripartiti con la penultima e l'ultima giornata di campionato tutto era allineato, quindi il campionato finisce regolarmente. Ringraziamo a Dio, le attività, la regular season è finita, credo totalmente, e quindi ci stiamo avviando ai playoff, ai playout, alle finali di Coppa, veramente in un clima di grande soddisfazione. E di grande serenità soprattutto, e sicurezza. Sono un poco più tranquillo. Presidente, ritornando a parlare dei successi, soprattutto nel campionato di eccellenza di Canicattì e anche di Ragusa, i suoi pensieri rivolti a queste 2 belle realtà che abbracceranno il campionato di Serie D la prossima stagione. E io intanto vorrei dire in generale che abbiamo avuto 2 campionati di eccellenza, girone A e girone B, veramente molto interessanti, con molte società che si sono rafforzate, si sono confrontate. Il girone A è stato per molti mesi incerto, con tante società che molto forti, ma io parlo certamente del Canicattì, dell'Acragas, del Misilmeri, all'inizio anche della Nissa e della Mazzaressa. C'era Lenna che ha fatto un ottimo campionato, quindi voglio dire era difficile, così come il campionato, il girone B del campionato eccellenza, c'era il Ragusa, ma c'era la Ionica, c'era la Nuova Igea, società veramente che hanno fatto investimenti importanti, che si sono rafforzate, che hanno dato luogo ad un gran bel campionato. Parlavo con il coordinatore della Serie D l'altro giorno, scherzando gli dicevo: guarda, vi porto 2 belle realtà, 2 realtà di 2 centri importanti, di 2 centri che hanno avuto una storia alle spalle importante. Canicattì, che poi alla fine è uscito fuori alla grande, il Canicattì ci tenta da qualche anno, è vero. E quindi coglie veramente un risultato importante, una società molto seria, con persone molto serie, persone di grandi prospettive. Di grandi prospettive, che si relazionano anche in termini di grande educazione, di rispetto per le istituzioni, e questo a me piace molto.
così come è stato per il Ragusa, una bella società di una città capoluogo di provincia, quindi andiamo in Serie D, speriamo, io dico sempre speriamo, che gli spareggi nazionali possano portare altre siciliane in Serie D, questo è importante. Beh, diciamo che le siciliane se la giocheranno, non perché c'è dubbio. Hanno blasone anche loro. Sì, hanno blasone, quindi se la giocheranno tutte. Io spero che naturalmente sarà sempre il campo a fare la differenza, ma ovviamente una volta superate le fasi dei playoff io tiferò decisamente per le siciliane, perché le siciliane possono avere una presenza importante in Serie D. Quindi devo dire sono soddisfatto per l'andamento di due gironi, ma sono soddisfatto anche per l'andamento della promozione, della prima categoria, della seconda categoria. Tutti hanno partecipato con grande determinazione. C'è semplicemente una cosa che dico sempre a tutti, che riguarda il rapporto nei campi con gli arbitri. Ecco, dobbiamo abbassare i toni sempre di più, perché ovviamente usciamo tutti da questa grande esperienza negativa della pandemia e quindi soprattutto i giovani escono male da questa situazione, hanno bisogno di ritrovare se stessi, hanno bisogno di ritrovare una tranquillità, una serenità, quindi questo vale per i giovani calciatori, vale anche per i giovani arbitri, vale per tutti noi. È giusto. Per tutti noi, per tutti quelli che abbiamo avuto il Covid, per tutti quelli che lo abbiamo. Io ho avuto la variante inglese quando non c'erano le vaccinazioni, quindi è stato un momento veramente di grande difficoltà e tuttavia l'abbiamo superato, quindi dobbiamo abbassare i toni, dobbiamo soprattutto migliorarci. Abbiamo avviato dal prossimo mese a Catania facciamo l'ultimo corso di formazione, con i corsi di formazione ne abbiamo fatto uno a Palermo Trapani, uno a Caltanissetta Agrigento Enna, ora abbiamo terminato quello di Messina e Barcellona, faremo Catania, Ragusa e Siracusa. Credo che alla fine oltre 200 dirigenti avranno partecipato ai corsi di formazione e continueremo per ogni stagione sportiva. È nuova linfa, è un bagaglio e sono dei corsi fatti in collaborazione con la Scuola Palermitana di Diritto Sportivo, sono fatti in maniera, sono organizzati bene con docenti universitari, abbiamo messo in piedi insieme le realtà del comitato, quindi i nostri impiegati che fanno delle lezioni di pratica, così come abbiamo messo docenti universitari, i nostri organi di giustizia sportiva, qualità e quantità. E quindi faremo, e lo dico qua a Penalty, l'ho già detto ma mi piace ribadirlo, un altro anno faremo anche delle giornate formative dirette agli arbitri e ai capitani delle società, in maniera che nella giornata, oltre alla formazione, si crea anche un rapporto, un feeling, e ciascuno comprende le difficoltà dell'altro. Certo. E probabilmente da questo possa nascere un diverso rapporto in campo. Insomma, l'arbitro non sarà più solo in campo. Ecco, e quello è l'obiettivo. È vero. Ritornando a parlare, delle società che soprattutto hanno lavorato nei settori giovanili, le difficoltà, lo sappiamo benissimo, ci sono da sempre. Il ritorno in campo dopo 2 anni per tutti questi ragazzini è stata sicuramente una linfa nuova di entusiasmo che è servita anche proprio a tutto il movimento. Sì, certo, nel settore giovanile abbiamo avuto delle belle conferme. Perché abbiamo confermato, gli organici dell'Under 15 e dell'Under 17 che erano pre-pandemia, quindi abbiamo fatto degli organici grossi, molto considerevoli, consistenti. E quindi abbiamo anche avviato in questo contesto la riforma dei campionati del settore giovanile. Nel 2024, una stagione sportiva 2023-2024 mi pare, andremo a regime con i nuovi campionati. Nascerà il campionato Elite, Under 15 e 17, il campionato regionale e il campionato provinciale. Saranno collegati da un sistema di promozione e retrocessioni. Diminuiremo il numero delle partecipanti ai campionati regionali e quindi cercheremo di fare qualità, cioè di migliorare la qualità del sistema e fare in modo che ai campionati elite partecipino le migliori, e da questo confronto importante tra le migliori del girone occidentale e del girone orientale, che saranno 2 gironi, nascerà un nuovo sistema calcistico giovanile in grado di migliorare la qualità dei nostri giovani. E questa sicuramente è una grande svolta.
collegandoci anche sempre all'innovazione che già lo scorso anno lei aveva puntualizzato, quello sul calcio femminile, adesso questo arrivo del professionismo nel mondo femminile aiuterà anche a un miglioramento? Beh, io me lo auguro. Guardi, io questa vicenda l'ho seguita attentamente, come lei ben sa, perché arrivo Conosciamo il suo al passato. calcio regionale dopo aver fatto per 5 anni il vicepresidente nazionale con la delega al calcio femminile. E c'era un limite, un grande limite che aveva il sistema sportivo, e cioè che le donne non potevano accedere al professionismo. Questa è una cosa assolutamente sbagliata. Quindi è stata innanzitutto rimossa la legge che impediva alle donne di fare le professioniste, quindi le donne possono accedere al professionismo sportivo in tutti gli sport, avendo presente che, come lei sa, sono pochissime le discipline Sì. che hanno dilettantismo e professionismo, ed in questo contesto io credo, ed è naturalmente la chiave di volta di tutto il discorso, che nella misura in cui il calcio professionistico maschile investe nel femminile ci sarà un processo di sviluppo e di crescita. Lo ha fatto la Juventus, lo stanno facendo altre società. Io sono convinto che anche in questo caso la parola chiave è sostenibilità. Il calcio professionistico non si fa con le parole, Assolutamente. si fa con i fatti. È vero. Adesso c'è la svolta è che la federazione ha approvato il sistema professionistico per la Serie A di calcio femminile, adesso ci vuole la sostenibilità, ci vogliono le risorse che il calcio professionistico, secondo me anche maschile nella maggior parte dei casi, e poi femminile per chi manterrà un determinato assetto, diciamo così, di società pura, possano sostenere lo sviluppo del movimento. È chiaro che il calcio femminile in Sicilia ha un anno zero sotto questo punto di vista, a parte la parentesi Palermo. Un anno zero servirà poi per alimentare una crescita. Allora, noi abbiamo questo obiettivo, l'obiettivo è arrivare alla fine del quadriennio determinando, ecco, il progetto Ragazze con i Tacchetti serve ad avvicinare le ragazze al movimento, perché tante società mi dicono che vorrebbero fare il femminile ma non ci sono le calciatrici, quindi dobbiamo mettere insieme queste diverse esigenze. Serve una fase di reclutamento. Serve una fase di reclutamento, serve una fase di promozione del calcio femminile. Serve fare capire alle persone, alle donne in genere, alle famiglie, che il calcio femminile è bello, è uno sport che si può fare, che non è vero che sono brutte, sono bellissime ragazze che fanno il calcio femminile, non è vero che diventano le gambe torte, e sono tutte storie del passato. Il futuro è di uno sviluppo del calcio femminile serio, che è alla base di un contesto che noi stiamo governando in Sicilia, volta per volta, stagione per stagione. Quest'anno abbiamo fatto 10 squadre. Io spero che l'attività che fa il nostro ufficio del coordinatore del settore giovanile del calcio femminile, insieme all'ufficio del settore giovanile scolastico, possa determinare le condizioni migliori, perché anno dopo anno facciamo campionati significativamente più importanti. E le scuole calcio, sotto questo punto di vista, potrebbero ampliare anche l'ingresso di tante ragazzine che hanno questa voglia di tant'è vivere che l'atmosfera del il calcio. progetto Ragazze coi Tacchetti coinvolge un istituto scolastico e una scuola calcio. In abbinamento. In abbinamento, serve proprio a questo. E questa sicuramente è una grande chiave di volta per un progetto di crescita appunto del calcio femminile. Parlando del campionato invece nazionale dilettanti, quest'anno certamente la squadra Cese per esempio ha dato delle bellissime soddisfazioni. Certo. Molte realtà però soffrono possibilmente il grande movimento che c'è soprattutto in Campania, no? Dove spesso e volentieri le squadre siciliane hanno delle difficoltà. E beh, questo diciamo che è uno dei problemi determinati dall'insularità, se vuole, perché la storica Serie D tutta siciliana probabilmente in questo momento è utopia? Ma è utopia per diverse ragioni. Intanto perché non abbiamo i numeri. Certo. E i numeri si ottengono secondo le con regole. Le promozioni. Poi si ricordi che il campionato di Serie D è un campionato interregionale, quindi non può essere, perché se è solo di una regione dà luogo ad una... È vero. Quindi deve essere interregionale necessariamente.
Però nella interregionalità si possono creare delle condizioni affinché le siciliane possano avere una presenza sempre più importante. Ribadisco, quest'anno c'è stato la Cireale che ha fatto un gran bel campionato, ma io devo dire mi ha sorpreso molto anche il Città di Sant'Agata, Sì. che ha fatto un bel campionato. Investendo anche nei giovani. Investendo nei giovani, si sono fatti rispettare, hanno ristrutturato un bel campo. Noi ci siamo stati, l'abbiamo utilizzato per fare l'evento secondo me più importante della nostra ripresa, e cioè la finale del campionato di eccellenza fra il Ragusa e il Mazara, che è stato veramente il primo ritorno al calcio giocato da parte del comitato regionale con una propria attività, una propria finale che ha visto partecipazione, interesse, entusiasmo e che veramente ci ha lasciato molto soddisfatti. Dove sarà adesso orientato il percorso della federazione per i prossimi 4 anni? Perché bisogna parlare con la lunga scadenza. È Non c'è importante dubbio, questo. il nostro obiettivo è guardare ai risultati che otterremo alla fine del quadriennio. Intanto avviamo la riforma dei campionati di settore giovanile, che è la cosa più importante, Da secondo tanto me, attesa, da tra tanto l'altro. attesa. Poi dobbiamo rivedere qualcosa nei campionati di Lega Dilettanti, dobbiamo comprendere se il sistema è in grado di reggere questa impostazione o se dobbiamo cambiare qualcosa. Questo non possiamo dirlo in termini, ma lo dobbiamo verificare nel corso degli anni, ma è alla nostra attenzione il fatto stesso che io ho ridotto gli organici quest'anno, ha dato la possibilità di non fare molti ripescaggi, di abbatterli in alcuni casi quasi completamente, e se lei fa attenzione a quello che è accaduto, ad esclusione delle 2 squadre che si sono ritrovate nel girone B di eccellenza, il resto È andato tutto per il verso funzionato, giusto. ha funzionato Sì, sì. tutto, e se ha funzionato tutto vuol dire che ciò che avevamo previsto si è rivelato giusto. Rimane comunque l'amarezza, soprattutto per una realtà come quella della Sicula Leonzio, che poi si è dissolta. Molta amarezza, Peccato, molta perché amarezza, molta amarezza. perché tra l'altro, come io ho detto a qualcuno, non era attesa, non era preventivata, mi aspettavo che altre società probabilmente non ce la facessero, invece non ce l'ha fatta la Leonzio, e questo è stato per tutti noi veramente un momento di grande dispiacere. Però io credo che quest'anno il campionato le abbiamo considerate retrocesse, quindi abbiamo mantenuto l'organico del campionato di eccellenza così com'era, quindi un organico che ha funzionato. Credo che ci sarà qualche retrocessione dalla Serie D, vedremo cosa arriva dalla retrocessione. Mi sembra che dalla promozione arrivino squadre belle realtà attrezzate, quindi io prevedo per il prossimo anno un campionato di eccellenza di tutto rispetto. Andiamo verso un programma che deve vedere il comitato impegnato nella promozione delle attività giovanili, nella promozione delle attività dilettantistiche, nella promozione delle attività di contorno, i corsi di formazione, il sostegno alle società, l'attenzione e la vicinanza alle società, un'attività anche di servizio alle società, attraverso la realizzazione del centro di medicina sportiva. Io spero che la federazione comprenda l'importanza di questa cosa e ci faccia andare. Attraverso l'apertura del comitato alle realtà, io le ho detto che mi piacerebbe... Lei ha aperto le porte. Io ho aperto le porte, Lo mi sappiamo, piacerebbe... già dall'anno scorso L'abbiamo detto. aperto a Lussi, lo apriremo adesso per il calcio a 5. Mi piacerebbe che la sua manifestazione un anno si potesse fare presso la sede del comitato regionale Sicilia. Apriamo le porte perché vogliamo aprirci al territorio. Ho detto alle conclusioni del corso di Palermo, io non sto dentro il palazzo, io esco fuori dal palazzo, perché uscire fuori dal palazzo mi dà la possibilità di comprendere le esigenze del territorio. Quindi dobbiamo capire una cosa fondamentale, che il territorio non è il luogo dove si vengono a realizzare le istanze dirigiste, siano esse romane che palermitane. Il territorio deve ritornare ad essere luogo di ascolto, il luogo dove noi andiamo a comprendere i problemi delle persone, i problemi delle piccole società, i problemi delle piccole realtà. Facciamo nostri questi problemi e poniamo in essere le condizioni per poterli risolvere. Questo è il nostro impegno. Parliamo di piccole realtà, volevo che lei insomma
esponesse un po' il suo pensiero sulle tantissime realtà, soprattutto di prima categoria, che puntualmente ogni domenica con tanti sacrifici vanno in campo. Anche loro hanno realizzato una stagione pazzesca, 7 gironi in prima categoria non sono pochi per una sola regione, e credo che questa sia intanto una bella soddisfazione per la federazione, ma un plauso va veramente a tantissima gente che lavora dietro il mondo della prima categoria. Ma non c'è dubbio, perché il merito è sempre di coloro che fanno questa attività, e la dimensione della passione. Il calcio esiste perché dietro il calcio c'è la dimensione della passione delle persone. Cioè il calcio, io mi sono domandato, ma perché Sky investe 1 miliardo di euro l'anno nel calcio? Perché il calcio determina passione, 40 milioni di italiani sono appassionati, ed è la stessa cosa in Sicilia, al campionato di prima categoria, ha dietro persone meravigliose che ognuno con le proprie dimensioni, c'è chi lo fa in maniera più irruenta, chi lo fa in maniera più tranquilla, però dietro c'è comunque passione. Ma non è soltanto la prima, è soltanto la seconda che siamo riusciti a ridimensionare, a riformulare. Adesso speriamo che quest'anno il campionato di seconda aumenti, perché abbiamo avuto un bel risultato nel campionato di terza categoria, abbiamo fatto 160 squadre, quindi adesso io ne promuoverò 2 per ogni girone, di modo che rinforzo la seconda categoria senza indebolire molto la terza. Quindi questo gioco di equilibrio fa parte del nostro lavoro giornaliero, nel fare una programmazione corretta dei vari campionati, che ci consente di mantenere un equilibrio. Insomma, da benzina ad una crescita anche poi per le categorie successive. Esatto, ci proviamo. E questa sicuramente è una bella soddisfazione anche per lei e per tutto il suo team. Il gruppo io ringrazio sempre i miei principali collaboratori, la segretaria, il vice segretario, tutti i dipendenti delle delegazioni provinciali, ma ho un consiglio di persone meravigliose che mi seguono in maniera corretta, sincera, appassionata, amicale. Questo rapporto di amicalità aiuta molto, ma anche i delegati provinciali sono legati da questo. E quindi, se il mio compito principale è quello di fare di tutte queste persone una squadra, e se questa squadra funziona, si esprime con un solo linguaggio, si vince il campionato. È vero. Per chiudere questa nostra bella chiacchierata, che ormai spero possa diventare un appuntamento fisso al termine della stagione, proprio in prospettiva di questa parte finale, quindi con l'arrivo dei play-off e dei play-out, qual è il messaggio che vuole rivolgere il presidente Morgana a tutto il gruppo gioco del calcio? E il messaggio va rivolto a tutti coloro che quest'anno hanno dato vita a questa bellissima stagione. Dico bellissima perché è la stagione della ripresa. È un messaggio intanto di ringraziamento. Li ringrazio per quello che hanno fatto, per come l'hanno fatto, al di là dei momenti più o meno piacevoli, più o meno li ringrazio perché in ogni caso ci sono stati e ci sono state cose che mi sono dispiaciute, ovviamente, che mi sono dispiaciute anche sul piano personale, è chiaro, però una cosa io non permetto che venga mai messa in dubbio, cioè il rapporto che mi lega alle persone, che mi lega alle mie società. È un rapporto che tutti debbono sapere che è sempre il rapporto di una persona terza. Ed è diretto, tra l'altro. Ed è diretto, ma di una persona terza, di uno che garantisce gli interessi di tutti, di uno che garantisce gli interessi di questo movimento. Quindi dico a loro, proprio nel momento in cui si apprestano ai play-off, ai play-out, che sono più dolorosi, se vuole. Purtroppo. Adesso noi oggi faremo i sorteggi per le coppe, giovedì faremo i sorteggi per l'attività giovanile, quindi faremo tutte queste finali nel mese di maggio. Dico di continuare con la stessa dimensione di passione, di abbassare i toni quando c'è qualcosa che si ritiene ha danneggiato qualcuno, e di avere fiducia nel sistema, perché il sistema è presente, è un sistema fatto di persone appassionate, è un sistema che difende le società, perché senza società, che se ne dica, non c'è il calcio. È vero. Presidente, la ringrazio per la sua disponibilità e ci vedremo presto per i Penalty Awards. Senz'altro sarò presente, grazie.
Parliamo di calcio giocato e lo facciamo subito con il tabellino riguardante i play-off e i play-out che si sono giocati nel campionato di promozione domenica. Eccola qua la schermata, i play-off del girone A, Folgore Castelvetrano batte Raffadali 4-1, la finale si giocherà giorno 15 tra Casteldaccia e Folgore Castelvetrano. Per quanto riguarda i play-out, Supergiovane Castelbuono batte Camarat 2-1, retrocede quindi il Camarat insieme al Villabate. Per quanto riguarda il girone B, Torrenovese batte Milazzo 2-1, Profalcone batte Promende 2-1. Passano il turno, pertanto, Torrenovese e Profalcone. Ed iniziamo subito con le immagini, vittoria importantissima e un po' anche inaspettata della Torrenovese nei confronti del Milazzo. Risultato finale 2-1. In rimonta la Torrenovese supera il Milazzo e conquista la finale playoff del girone B di promozione. Il rosanero di Nardi, a cui sarebbe stato sufficiente anche il pareggio al termine dei 120 minuti per la migliore classifica finale al termine della stagione regolare, riescono con i gol di Peppe Mazzuff e Truglio a chiudere tutto nei 90 di gioco e continuare così la loro scalata all'eccellenza. Il Milazzo però non demerita, anzi sono i rossoblù ad approcciare bene al match dopo un rigore reclamato su Misiti al primo minuto e un super intervento di Inferrera sulla zuccata di Matinella al quinto di gioco. I mamertini la sbloccano al minuto 8 quando il cross dalla destra di Leo trova la sfortunata deviazione di Parisi che manda alle spalle di Inferrera il pallone che regala agli avversari il gol del vantaggio. Gioia che dura poco però per il Milazzo, perché al 25esimo la Torrenovese rimette le cose a posto con Peppe Mazzuff che approfitta di uno scontro fra Oxai e Ferlazzo e di testa manda in rete l'1-1 e il suo quinto centro in maglia rosanero. Non ci sta il Milazzo che al 32esimo potrebbe riportarsi in vantaggio, ma il tiro di Arena trova il decisivo intervento sulla linea di porta di Yassin Mazzuff in collaborazione con Parisi. L'11 di Nardi non sta a guardare, 4 minuti dopo la sforbiciata di Peppe Mazzuff non c'entra il bersaglio di pochissimo con i rosanero che reclamano a gran voce il penalty per un intervento ai danni dello stesso Mazzuff che viene spogliato della maglia, ma il direttore di gara lascia giocare. Insiste la formazione di Case in pieno recupero, solo il palo nega a Ceraolo la gioia del vantaggio che nella ripresa è la squadra di Venuto a cercare con maggiore insistenza. Al 52esimo il sinistro di recupero viene deviato in angolo da Yassin Mazzuff. Al 75esimo il tentativo ritrovato costringe Inferrera ad un super intervento in tuffo. 4 minuti dopo lo stesso trovato calcia da posizione vantaggiosa, ma Inferrera non si fa sorprendere e sempre trovato all'83esimo su calcio piazzato dal limite non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio che al minuto 89 centra invece la Torrenovese quando Truglio raccoglie la respinta di Oxai sul colpo di testa di Peppe Mazzuff e a porta vuota mette dentro il 2-1 rosanero e il suo quinto centro in campionato. Poi nella finale il Milazzo tenta il tutto per tutto, ma anche le conclusioni di Arena al 93esimo e di Leo un minuto dopo non sortiscono l'effetto sperato. Può festeggiare la Torrenovese che domenica affronterà ancora al Sarino Giuliano il Profalcone nella finale playoff del girone B di promozione. Nell'altro playoff, vittoria a sorpresa del Profalcone 2-1 contro la Promende. Guardiamo gli highlights. Firma l'impresa il Profalcone che sbanca lo Scirea di Santa Lucia del Mele e vola alla finale playoff del girone B di promozione dove affronterà la Torrenovese. I giallorossi di Paolo Bitto, obbligati a vincere in virtù della peggiore classifica al termine della stagione regolare, riescono con i gol di Cristian Adamo e Cannizzo a sovvertire un pronostico che li vedeva sfavoriti alla vigilia. E la Promende però a cercare subito la via del gol con Marco Lanza che al 17esimo manda di poco alla destra di Benfatta. Il Profalcone tenta la risposta reclamando
sbagliando per 2 volte il calcio di rigore, prima per un presunto mano in aria di Lanza e poi per un presunto fallo su Di Salvo. In entrambe le circostanze però il direttore di gara dice di no. Poi torna a spingere la Promende, che si fa vedere con Razà alla mezz'ora di gioco, ma il suo tiro si perde di poco alto sulla traversa, e al 38esimo con la punizione di Milanese bloccata in tuffo dal portiere. Prima del riposo però il Pro Falcone la potrebbe sbloccare con Carini che mette in mezzo per Di Salvo. Solo il decisivo intervento di Mazzu e un doppio buca negano all'attaccante giallo-rosso la gioia del vantaggio che gli ospiti trovano però ad inizio ripresa, quando al minuto 53 Cristian Adamo raccoglie l'invito di Di Salvo e col destro mette alle spalle di Bucca, spianando i suoi la strada verso la vittoria. Per l'attaccante giallorosso si tratta della 6ª rete del campionato. Lo stesso numero 11 falconese la potrebbe chiudere 15 minuti più tardi, ma da posizione vantaggiosa spara alto sulla traversa. Poi la Promende spinge alla ricerca del pareggio con Razà che di testa al 73esimo sfiora di poco il palo, e il neo entrato in pala che al minuto 80 conclude centralmente tra le mani di Benfatta. All'83esimo le due squadre rimangono in 10 uomini quando il signor Naselli di Catania mostra ai neo entrati Aloe e Chiofalo il rosso per reciproche scorrettezze. 2 minuti dopo vibranti contestazioni della Promende che vorrebbe l'espulsione di Agolli per l'intervento duro su Giunta, ma il fischietto catanese espelle invece il tecnico lucchese Michele Cataldi per proteste. Gli sforzi dei locali però vengono premiati al minuto 88 quando Impalà impatta il corner di Salvo e di testa mette alle spalle di Benfatta, ristabilendo la parità e facendo esplodere di gioia i tifosi di casa. Per Impalà è la prima rete stagionale. Ci crede la Promende che la potrebbe vincere in pieno recupero, ma Agolli si oppone alla botta di Impalà mandando tutti ai tempi supplementari. Nel primo minitempo torna a spingere il Pro Falcone dopo il colpo di testa di Pino respinto in tuffo da Bucca. I giallorossi tornano in vantaggio al minuto 106 quando Cannizzo raccoglie l'assist di Michalizzi e col destro supera Bucca, facendo così Promende 1, Pro Falcone 2. E per il classe 2004 ospite la 5ª rete in campionato. Poi nel secondo tempo supplementare la Promende tenta il tutto per tutto, ma le conclusioni di Razà al minuto 113 e di Salvo al minuto 121 non sortiscono l'effetto sperato. Può gioire il Pro Falcone che vola alla finale playoff. Applausi comunque anche per la Promende che esce a testa alta da una stagione andata oltre le aspettative. Per quanto riguarda i playoff del girone C, importantissima partita che si giocherà domenica 15, lo scontro tra FC Motta e Leonfortese. Mentre per quanto riguarda i play-out si è già giocata la partita tra Città di Calatabbiano e Don Bosco, vittoria per la squadra catanese 3-0. Pertanto il Città di Calatabbiano si salva, retrocede la Don Bosco 2000 insieme al San Gregorio. Per quanto riguarda i playoff del girone D del campionato di promozione, un po' inaspettata ma certamente molto meritata la vittoria della Nuova Città di Gela nei confronti dello Sporting Eubea. Vittoria finale 4-1, guardiamo il servizio. Benvenuti al franco vassallo di Lico di Eubea per questa attesa semifinale playoff tra lo Sporting Eubea e il Gela FC, gara ricca di attese da entrambe le parti e pubblico delle grandi occasioni, con il Gela del presidente Marco Scerra supportato da oltre 200 tifosi giunti nella città calatina per assistere a questa importante sfida che vale il pass per la finale contro il Mazzarrone, terna arbitrale tutta messinese con il signor Mattace Raso coadiuvato dagli assistenti Calarese e Catanese. Prima battute di gioco con il Gela che ci prova subito con questo calcio piazzato. Minuto numero 6, Messina serve Giaquinta che si infila in area di rigore, finisce a terra ma per l'arbitro si tratta di simulazione. Cartellino giallo dopo appena 6 giri di orologio. Al 22esimo si accende in avanzino, tiro di sinistro alto sulla traversa. Minuto 24, punizione di Giannizzotto direttamente tra le mani di Mangione.
Al 25esimo Gela che reclama un calcio di rigore per questo tocco di mano in aria, ma per l'arbitro non c'è nulla. Veementi le proteste dei giocatori gelesi. Primo tempo quasi allo scadere, ma che si accende con Iannizzotto che mette dentro la rete del momentaneo vantaggio. 1-0 per i gialloneri che lasciano esplodere tutta la loro gioia. Si va a riposo con Campanaro e compagni avanti di un gol sullo Sporting Eubea. Nella ripresa è sempre il Gela fra la partita. Al minuto numero 2 ci pensa Messina a cercare la rete del raddoppio, palla deviata in angolo. Al quinto punizione di Tommaino, altra deviazione in angolo. E il preludio al gol del raddoppio gelese che arriva al settimo con Giaquinta che sul primo palo anticipa tutti e la mette dentro per il 2-0. Gara che sembra chiusa ma lo Sporting non ci sta e riapre il match con Lopresti, lesto a ribadire in rete da 2 passi. La gioia per lo Sporting dura poco perché al 18esimo arriva il tris dei gialloneri con Scerra servito da Iannizzotto che fulmina con questo bolide imparabile il portiere Mangione. 3-1 per il Gela e gioia che esplode sugli spalti occupati dai tifosi gelesi. Sporting a questo punto stordito dalla forza del Gela e che incassa anche la rete del 4-1 con Navanzino servito dal neoentrato Ascia. 4-1 e gara praticamente chiusa per il Gela che assapora già la finale playoff. C'è tempo però per questa palla in mezzo ancora di Ascia per Scerra che non ci arriva di un niente. Al minuto 38 gol annullato anche al capitano Fabio Campanaro per una sospetta posizione di fuorigioco. Si morde le mani il capitano giallonero per questa rete non convalidata. Gara agli sgoccioli con lo Sporting e Eubea che rimane anche in 10 uomini per l'espulsione di Maugeri. Spazio a questo punto anche per Ruscica che tenta la via del gol con questa conclusione che termina alta. Triplice fischio che scatena la gioia in casa Gela e squadra che si gode gli applausi dei tanti tifosi gialloneri presenti in gradinata. Finale playoff conquistata e domenica prossima sarà Mazzarrone Gela, altra sfida da brividi per la conquista degli spareggi promozione in eccellenza. Credo che i ragazzi oggi l'hanno dimostrato per l'ennesima volta il valore che ha questa squadra e credo che oggi non ci sia stata partita. Ci siamo presi qualcosa che un mese e mezzo fa avevamo qua lasciato. Devo fare i complimenti anche al grande pubblico che è venuto a sopportarci e questo credo che sia il cammino del GLFC e credo che i ragazzi stanno capendo, credo che abbiamo ripreso la corsa delle prime 8 giornate che la squadra è in salute, in forma e credo che anche si vede anche un buon gioco espresso. Credo che alla fine l'abbiamo dimostrato, non c'è stata mai una partita in cui siamo sempre partiti col freno a mano oppure magari di difenderci, no? Questa è l'identità mia, l'identità che ho trasmesso alla squadra e credo che oggi l'abbiamo dimostrato come tante altre partite l'abbiamo dimostrato. Io ero fiducioso di questa grande partita, di questa grande prestazione che hanno fatto i ragazzi perché si sono allenati non bene, benissimo, come da un anno che ci alleniamo 4 volte a settimana e questa settimana erano proprio, si vedeva nei propri occhi quel leone che c'era proprio, che l'hanno dimostrato in campo. Sappiamo che il valore del Mazzarrone, ovviamente in questo momento non ci sto pensando neanche minimamente, mi sto godendo la vittoria, mi sto godendo il momento e credo che alla fine questa vittoria la dobbiamo anche alla società perché per l'ennesima volta ci ha dimostrato che è sempre vicino a noi. Questo gli fa onore e godiamoci questa vittoria, pensiamo alla famiglia, da martedì pensiamo al Mazzarrone. Le soddisfazioni per questa piccola ASD che sta diventando sempre più importante, che sta acquisendo pubblico, sta acquisendo sicurezza, sono anche queste. Portare pubblico in trasferta è un'emozione sicuramente che ci fa solo orgoglio, che ci dà soltanto orgoglio, ci dà adrenalina. Adesso siamo sicuramente carichi di gioia, però è chiaro che dobbiamo rimettere le energie a posto perché non è finita. Abbiamo raggiunto la finale ma ancora non abbiamo finito, quindi quello che mi viene in mente in questo momento, nonostante l'emozione, nonostante insomma, la partita particolarmente combattuta, ma soprattutto l'entusiasmo del pubblico che c'era oggi allo stadio, bisogna fare subito mente locale e ringraziare lo staff, ringraziare mister Evola, mister Di Natale. Non voglio dimenticare nessuno, comunque veramente una compagine di uomini, veri uomini che hanno dato tutto e che stanno dando tutto.
dal primo all'ultimo giocatore, da chi segna, da chi entra, da chi sta in panchina, sono soddisfazioni e grandi emozioni che stiamo dando anche alla nostra città, che è la cosa più importante per noi. Sì, il progetto è giovane, abbiamo visto che abbiamo avuto tanta gente che si sta dando fiducia per il calcio che stiamo giocando, grazie a dei ragazzi provenienti dai settori giovanili, quindi speriamo di proseguire su questa strada e di trovarci pronti già per domenica. Sarà dunque il nuovo Città di Gela a giocarsi il playoff finale domenica 15 contro il Mazzarone Calcio. Per quanto riguarda i playout, invece vittoria del Pro Ragusa contro l'RG. Vittoria finale 3-0 che permette alla squadra ragusana di rimanere nel campionato di promozione. Parliamo adesso del campionato di prima categoria, gironi ormai conclusi da qualche settimana, sono già partiti i playoff e i playout, eccola qui la schermata. Nel girone A, Accademia Trapani batte Petrosino 1969 2-1. Nel girone B, Gemini Calcio batte Atletico Favara 2-1. Nel girone C, Villarosa Calcarelli 0-0. Il Villarosa ammesso agli spareggi promozione. Nel girone D, pareggio tra San Fratello e Nuova Rinascita 0-0. Il San Fratello ammesso alle finali. Per quanto riguarda invece il girone E, si sono disputate le semifinali playoff. Aquila batte Melas 2-0, Valle del Mela Monforte San Giorgio 0-0. La finale playoff si disputerà giorno 15 e sarà tra Aquila e Valle del Mela. Nel girone F, vittoria a sorpresa del Sant'Alessio 1-0 contro il Riposto. Guardiamoci proprio gli highlights della vittoria del Sant'Alessio 1-0 contro l'RSC Riposto. Ingo al tiro dalla bandierina, palla in area di rigore, il colpo di testa ed il pallone alto. Ci ha tentato il Riposto, l'ha fatto con Salvo Anastasi, pallone che ha sfiorato la traversa. Il lancio per Saglimbeni, attenzione a Saglimbeni, può provare il diagonale, il monumentale Militello. Di Dio al limite dell'area di rigore, ci prova con il sinistro, Di Dio! Allora deviato in calcio d'angolo dal Sant'Alessio e questa è un'altra opportunità, sarà tiro dalla bandierina. Ventaloro dal corner, pallone sul secondo palo dove arriva Anastasi e c'è una grandissima parata di Pararello che mette e salva il pallone in calcio d'angolo. 15 di gioco, superati da un minuto. Il lancio per Ringo che viene anticipato da Bertuccelli, prova a rompere alle spalle Muratori con il destro Muratori, grandissima parata di Pararello. Possesso Sant'Alessio destro, Conate, cerca di imbolarsi a sinistra, Conate, guadagna metri, attenzione. Conate si libera di un avversario, lancio per Romeo, Conate e c'è il gol del Sant'Alessio. Azione prolungata con il Riposto che indubbiamente poteva fare di più per questa opportunità, cercare di fermare Conate, Romeo e soprattutto Conate che di fatto da solo è andato in porta con tutto il pallone, calciando a botta sicura. Sant'Alessio in vantaggio. Quando siamo arrivati al Luigi Averna, esattamente al 23esimo nel corso del secondo tempo, è un gol fondamentale questo per i destini della qualificazione. Adesso vediamo se ci sarà la reazione del Riposto. Ventaloro va alla battuta con il destro, Pararello salva il Sant'Alessio, palla in corner, va Ventaloro, palla su Pararello che riesce a deviare ancora in calcio d'angolo. Marziale conquista un pallone, parte il cross e poi il pallone concluso con il destro da Ingo che va a protestare vivacemente con l'arbitro per un possibile fallo di mano del Sant'Alessio, materiale per la nostra Moviola, solo calcio d'angolo per il Riposto. Si va a protestare anche nei confronti dell'assistente Vasquez. Finocchiaro fa salire i suoi, sbaglia però il passaggio, la profondità, cercare qualcuno. Vediamo allora Conate che riparte in contropiede per il Sant'Alessio. Conate trattenuto per la paglia Toscano, resiste a una carica Saglimbene, raddoppio sferato dal Sant'Alessio. Marziale
lo porge a Di Dio, cerca di rompere Di Dio in area di rigore, allontana il Sant'Alessio e non c'è più tempo. La formazione arancione sbanca ancora una volta ed è la seconda trasferta vincente dopo quella di Savoca. Sbanca anche il Luigi Averna e approda alla finalissima contro il Catania San Pio X. Ed infine l'ultimo girone del campionato di prima categoria, il girone G, dove il Catania San Pio batte lo Scicli 2-1 e si qualifica per gli spareggi promozione. Spareggi promozione che partiranno domenica 15, guardiamo subito la schermata. Il primo triangolare vede di scena l'Accademia Trapani, Gemini Calcio e Villarosa, mentre invece il primo accoppiamento vedrà di scena il San Fratello contro la vincente di Aquila Valle del Mela. Ed infine il secondo accoppiamento, Sant'Alessio contro il Catania San Pio X. La prima e la seconda classificata del triangolare insieme alle vincenti degli accoppiamenti passeranno al campionato di promozione la prossima stagione. Le perdenti del triangolare e i due spareggi di accoppiamento faranno un altro triangolare. La vincente avrà la possibilità di disputare la prossima stagione il campionato di promozione. Questo mini torneo partirà il 29 di maggio. Sarà dunque un cammino tortuoso ma certamente molto interessante. In poche parole si giocherà abbondantemente per tutto questo mese di maggio. Vedremo come andrà a finire. Noi di Penalty chiaramente seguiremo tutti gli incontri. Chiudiamo qui la puntata odierna, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle ore 13 e sempre qui sul canale 15 di Telerent 7 Gold. Grazie a tutti per essere stati con noi. Noi di Penalty vi aspettiamo ogni mercoledì ed ogni giovedì sul canale 17 di Telerent 7 Gold. L'appuntamento è con il calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo!